Allora riprendiamo, dopo che la parola Luigi Sposato giustamente, prima volevo un attimo capire dai sindaci, amministratori pubblici, ma potete intervenire tutti, costi, soldi a questo punto. Punto primo, lei si sente di derogare al patto di stabilità per mettere mano alle scuole, adeguarle dal punto di vista tutto quello che serve? Coraggio. Ecco, facciamo una premessa, il patto di stabilità, che erano quei vincoli in realtà posti dall'Europa, che poi venivano tradotti nei vari stati in maniere diverse. Secondo me il più stringente è stato in Italia, perché in altri stati, Germania o Spagna, il patto di stabilità non era interpretato così restrittivamente come in Italia. Noi abbiamo messo in Costituzione. Ecco. Il patto di stabilità, così come era concepito, in teoria adesso è superato. E in Italia adesso c'è in realtà un'altra tipologia di vincolo, che è quella del saldo. Quindi non c'è più il patto di stabilità per i bilanci comunali, come per gli enti pubblici dei vari livelli, enti pubblici territoriali, ma adesso esiste il rispetto dei saldi di bilancio, che ci sono sempre dei rapporti tra entrate ed uscite, perché noi quello che dobbiamo controllare è in sostanza il debito pubblico. Quindi dovrebbero in teoria anche i comuni contribuire ad evitare che si incrementi il debito pubblico, cercando di contenere le spese dei comuni. Questo cosa comporta? Che ogni qualvolta noi dobbiamo fare un intervento pubblico in termini di sia spesa corrente ma anche opere di investimento, ci troviamo in difficoltà, perché abbiamo comunque sempre dei vincoli da rispettare. Prima si chiamavano patto di stabilità, adesso si chiamano di saldo, comunque sempre vincoli dobbiamo rispettare. E il fatto di non rispettarli che cosa comporta per un amministratore? Tutta una serie di penalità, come era per il patto di stabilità, adesso anche per il saldo, per cui non è che ci siano tanti vantaggi per un amministratore andare contro a questi vincoli, perché poi si ripercuote nell'attività amministrativa del comune e quindi nei confronti dei cittadini. Ecco, però se il Presidente del Consiglio... Adesso, col nuovo disegno di legge che abbiamo della legge di stabilità, sono previsti 700 milioni in termini di spazi, cioè 700 milioni di cui i comuni potrebbero usufruire per poter utilizzare i soldi propri, non contributi che vengono dati dallo Stato. Chiaro. Ma viene dato questo spazio, cioè questa possibilità di comuni di spendere i soldi loro. Generalmente sono gli avanzi, soprattutto i comuni veneti hanno avanzi di amministrazione da poter utilizzare, e utilizzarli principalmente per l'adeguamento sismico, perché questa è la finalità, l'obiettivo che viene dato a livello nazionale. Noi adesso siamo in attesa di capire se effettivamente questo importo verrà confermato poi in fase di trasformazione della legge di stabilità, perché adesso è solo un disegno di legge, e poi i termini anche, perché se rimane il termine come previsto adesso, se non sbaglio, del 28 di febbraio, sono termini troppo ristretti con le procedure che sono previste, perché poi l'altro grande problema che noi abbiamo quando viene messo un bando, ad esempio dalla Regione piuttosto che dallo Stato, è che se sono termini troppo stretti, i comuni devono partire con la progettazione, che non la riesci mai a fare dalla sera alla mattina, perché ci sono delle fasi, uno studio di fattibilità, una fase preliminare, una fase definitiva, una fase esecutiva, e poi devi andare anche all'appalto, e poi per i pagamenti tu devi fare un cronoprogramma per rispettare il saldo, e quindi devi vedere quante entrate hai per poter anche stabilire le uscite, se riesci ad avere un contributo, se non riesci ad averlo. Quindi c'è una serie di variabili che incidono, che non rendono così facile accedere ai bandi, perché deve essere rispettato il cronoprogramma e devi avere le risorse, devi avere la progettazione anche allo stadio giusto per poter accedere. Quindi molto spesso la difficoltà è anche che escono i bandi per accedere ai fondi pubblici, ma non hai i tempi e i mezzi per poter approfittare di questo denaro. Quindi questa è anche un po' la difficoltà sulla quale magari anche qui lavorare. L'intento è, anche come ANCI, come associazione, di mettere in evidenza quelle che possono essere le criticità, che non è, e ribadisco questo concetto, per voler essere lamentosi, ma il fatto proprio di sottolineare le difficoltà che noi abbiamo anche nella macchina amministrativa. Certo, per cercare di rimediare, assolutamente. Cosa dice? Concordo con l'analisi perfetta del sindaco Venturini, effettivamente queste sono le grosse difficoltà che anche noi riscontriamo, abbiamo partecipato anche al bando della buona scuola, però c'è tutta una serie di problemi anche dal punto di vista operativo quando bisogna fare, ti danno anche il contributo previsto anche dal bando, però dovresti già avere il progetto esecutivo nel cassetto, farlo a tempi di record, il che è praticamente impossibile, soprattutto in comuni
come la gran parte dei nostri comuni veneti che sono medio-piccoli, dove non hai quella capacità interna di fare questi progetti, per cui devi affidarti anche dei professionisti esterni con tutta una serie di complicazioni anche solo per dare un incarico, perché chiaramente devi avere anche i soldi e così Voi via. avete l'Unione dei Comuni del Brenta, no? Sì, c'è anche l'Unione dei Comuni, ma chiaramente non può andare per alcuni versi, aiuta, però il problema rimane sempre a monte, appunto l'analisi che ha fatto anche il sindaco. Quelli sono i termini che derivano dal patto di stabilità, che sicuramente non si può modificare. Adesso vediamo con la legge di stabilità, e lì si apre anche tutta la partita con Bruxelles per avere questa possibilità finalmente, insomma, di poter anche utilizzare queste risorse soprattutto su questo versante. Bisogna capire veramente che il nostro paese, che è bellissimo ma fragile, ha necessità di questi interventi dal punto di vista sismico ma anche idrogeologico, perché bisogna muoversi in questo senso. Anche, sentivo prima anche l'ingegnere che parlava appunto del programma Casa Italia, è qualcosa che va, diciamo che va anche oltre negli anni, per cui è finalmente un programma pluriennale, che è quello che è sempre mancato, perché si ragiona solo sull'emergenza, per cui muoversi in questo senso credo che sia anche positivo, anche con la creazione di una struttura. So che è stato messo anche a capo, insomma, di questa struttura il professor Azzone, che era il rettore del Politecnico di Milano, per cui forse anche quello è finalmente, vuol dire, capire avere anche degli strumenti di pianificazione diversi che possono essere utili. Ecco, io ho tirato fuori l'aspetto economico, perché alla fine tanto i privati, quando devono fare degli investimenti, devono mettere mano al portafoglio. Voi aziende dovete investire anche in competenze, voi fate ricerca eccetera, i comuni dovrebbero tirare fuori i soldi, alla fine lo Stato anche, e l'Europa ci dice di no. Comunque attenzione. Volevo fare la mia solita nota polemica in merito a riveste questo ruolo. No, nel senso che è vero che i comuni hanno difficoltà dal punto di vista economico, però è pur vero che potrebbero anche prepararsi, nel senso di riuscire a fare un parco progetti in modo tale che quando esce il bando praticamente sono pronti e presentano il progetto. Voi avete fatto un bando proprio adesso per i professionisti? Sì, oltretutto sì, va bene, possiamo parlarne dopo, ma dopodiché volevo dire, sia riguardo alle scuole e anche riguardo agli edifici produttivi. Allora, riguardo alle scuole c'era una legge, una normativa del 2003 che prevedeva che venisse fatto a seguito dell'evento calamitoso di San Giuliano di Puglia, il governo ancora Berlusconi, mi ricordo, aveva fatto un provvedimento in tal senso, per dire che bisognava fare la valutazione della vulnerabilità sismica di tutti gli edifici pubblici, ivi comprese chiaramente le scuole, gli ospedali, le case di cura, le caserme e quant'altro. A tutt'oggi, rispetto a tutto il patrimonio italiano, il nord è un pochettino più avanti, ma comunque manca un buon 30% che al nord. Non ne parliamo al sud, che ne manca un 60%. E allora non mi si dica che sono passati la bellezza di 13 anni, che in questi 13 anni non si è potuto fare la valutazione della vulnerabilità sismica di un edificio scolastico, che dopo comporta l'indirizzo da dare al progettista per predisporre quantomeno un progetto di massima o un progetto di fattibilità, eccetera, eccetera. Insomma, ecco perché ci sono anche di queste lacune, purtroppo. Sì, posso fare una battuta sempre in merito al fatto dei progetti? Noi ci dobbiamo capire sulle priorità, perché il presupposto di base sempre è che i soldi sono sempre pochi. Cioè sono pochi per lo Stato, sono pochi per i comuni, quindi noi ci dobbiamo dare le priorità. Certo. Allora, nella nostra parte di Veneto, nei comuni che fanno parte magari anche, adesso parlo della Bassa Padovana, fortunatamente il rischio anche di terremoti è abbastanza limitato. Io che rischio ho nel mio territorio, soprattutto quello idrogeologico. Allora, sempre il rischio è, per cui adesso quelle poche risorse che ho in questi anni le ho utilizzate, oltre a realizzare magari rotonde, oltre a sistemare le strade, anche per andare ad intervenire sugli scogli insieme al consorzio di bonifica, dove è vero che siamo andati ad accedere a contributi regionali, ma poi anche il comune, perché di solito sono sempre contribuzioni per cui anche il comune deve mettere una propria quota. Allora, per me quello era il rischio.
e quindi nel frattempo magari non avevo i soldi per pensare al rischio sismico. Adesso che c'è il rischio sismico perché c'è stata la calamità, adesso sembra che ci sia l'opportunità di accedere ai bandi, e allora adesso bisogna correre dietro a quella cosa. E stiamo facendo, adesso noi abbiamo già gli incarichi ai tecnici, però devi ritrovare le risorse per dare l'incarico, per fare gli studi, perché prima bisogna fare degli studi. Le procedure obiettivamente quindi sono quello che io voglio molto dire lunghe è, e onerose. Perché da fuori uno dice sempre, oh Madonna, ma perché questi amministratori non ci pensano mai? Madonna, con tutte le priorità la frase che sono. abbiamo trovato noi, 3 spettatori ci hanno detto questo. Ma è vero, ma perché non ci pensano? Ma le cose le vediamo anche noi amministratori che devono essere fatte. Però come ogni buon padre di famiglia, e chi è padre di famiglia lo sa bene, se tu hai delle esigenze e quelli sono i soldi, fai in base alle priorità che hai. E dopo un po' alla volta anche tutto il resto, quindi non è cattiva volontà oppure essere degli sprovveduti nel non voler fare le cose, ma perché quelli sono i soldi. Sì, oppure il problema dell'amianto, quindi corri all'amianto perché vengono dati i contributi per l'amianto. Corre da una parte all'altra. No, io volevo fare, non so se è una parentesi o meno, riguardo ai comportamenti di chi ci sta ascoltando, che chi ci sta vedendo, in occasione prima del terremoto, durante il terremoto, dopo il terremoto e anche, se possibile, prima dell'alluvione, durante l'alluvione o dopo l'alluvione. Ecco, che tipo di indicazioni potremmo dare a chi ci vede come comportamento, come cittadino, al di là che comunque abbiamo visto che non è possibile prevenire il terremoto, purtroppo abbiamo visto che è una cosa infattibile, però dei comportamenti magari noi potremmo adottarli a tutela della nostra... Secondo me a questo punto ci entrerebbe col manualetto... cosa possiamo dire? Questa è rivolta a tutti quanti. Se possiamo dire, per esempio, a me viene in mente, io se ho dei mobili che magari sono alti, magari li ancora a parete. No, Luigi, guarda, secondo me c'è questa cosa qua molto tecnica che l'ha portata quasi profeticamente senza neanche concordare la tua provocazione. Facciamo una sintesi di cosa c'è, così anche sentiamo i nostri esperti che cosa sentire qualche parere che possiamo dare a qualche allora, giusto perché le calamità ci insegnino qualcosa. Allora, abbiamo predisposto come ANCI, quindi come Associazione dei Comuni del Veneto, questo manuale di cui accennavo anche prima. Non ci eravamo messi d'accordo. Dove vengono indicate i vari scenari di rischio, il terremoto, la tromba d'aria, l'alluvione, l'inquinamento delle acque, cioè tutte quelle ipotesi di calamità, di emergenza, dove un sindaco deve intervenire e deve prendere quelle decisioni nell'immediato che sono fondamentali per mettere in sicurezza il territorio, per provvedere alla popolazione, e nasce dall'esperienza appunto che abbiamo vissuto noi come amministratori nel 2010 e dall'esperienza anche di un dirigente della provincia di Padova che per 20 anni è stato responsabile della protezione civile. Quindi questo diventa un manuale di indicazioni operative pratiche per cui appena si verifica l'emergenza che cosa deve fare un sindaco. La signora Maria dove può prenderlo? Anche nelle case delle persone dovrebbe esserci allora, i sindaci, gli amministratori hanno un obbligo anche, che è un obbligo formativo e informativo nei confronti dei propri cittadini. Infatti dovrebbero dare tutte quelle indicazioni tecniche attraverso il piano di protezione civile di cui dovrebbe disporre ogni comune e dovrebbe dare ai cittadini quelle indicazioni per poter procedere in caso di calamità. Ad esempio di recente nel mio comune ho organizzato un'esercitazione e abbiamo organizzato anche l'evacuazione di una via. E devo dire che i cittadini miei sono stati bravissimi, ma perché avevano già vissuto l'esperienza e hanno partecipato tutti all'esercitazione, quindi c'è stata l'evacuazione, sono usciti di casa, si sono recati presso la struttura, si sono registrati, come si fa in una calamità. Allora questo è l'impegno e questo significa fare prevenzione. Ma il manualetto dove lo potete? Noi adesso questo lo stiamo distribuendo in tutti i comuni del Veneto. Per esempio una polemica, anziché i sindaci mandare a casa il notiziario, che spesso è una pubblicità un po' sull'attività amministrativa, potrebbero mandare a casa un opuscoletto, un libro di questo tipo, più utile per il cittadino, no Sindaco? Sì, serve anche il noziario con le indicazioni su cosa fa un'amministrazione, perché sennò dopo magari risulta che il sindaco non fa mai niente, allora almeno che si sappia anche... Però lei ha perfettamente ragione, si dovrebbe in qualche modo diffondere tra i cittadini la cultura della prevenzione,
Che cosa fare in caso di terremoto, che cosa fare in caso di alluvione, quelle istruzioni pratiche, perché non serve l'enciclopedia, perché quando si verifica la calamità, e lo continuo a dire, Sindaco, tu non hai tempo. Sindaco, ci dica una cosa veloce a chi ci vede, in caso di una cosa pratica, che ha all'interno del manuale, che le è restato in mente. Potrebbe essere in caso di alluvione, ad esempio, che cosa deve fare un sindaco? La prima cosa che deve fare è... Non il sindaco, il cittadino. Sì, avvisare e avere un sistema per allertare tutti i cittadini. Una volta che il cittadino è allertato, prendere le cose di prima necessità che ha, uscire di casa, se per caso ha l'auto in garage o altro, se c'è il tempo tecnico per portarla fuori, la porta fuori, se no la lascia là, e recarsi presso le strutture di ammassamento. Strutture di ammassamento, questo anche sapere dove sono, dove si trovano. Prego Presidente, siamo in chiusura. Volevo solo dire che a tal proposito la Federazione degli Ingegneri del Veneto negli anni 2014-2015 ha fatto tutta una serie di eventi itineranti con una manifestazione che si titolava Io non tremo, questo chiaramente a proposito del sisma, insomma, dove veniva fatta una mostra, esposti dei pannelli illustrativi, come diceva lei, cioè degli comportamenti che le persone dovrebbero tenere in caso di evento sismico. Sono state invitate le scuole, questo è stato fatto su tutte e 7 praticamente le province del Veneto, ha avuto anche un buon riscontro, perché è proprio dalle nuove generazioni che secondo me che noi dobbiamo ripartire. Una battuta in chiusura, anche lei, faccio proprio una battuta velocissima in conclusione. Condivido pienamente che la formazione e l'informazione sarà la maniera per poter salvare. Gli artigiani sono formati a sufficienza? Sì, e si formano continuamente. Cioè c'è sicurezza nel chiamare un artigiano? Certamente. Questo è fondamentale per noi, è sempre stato un punto di riferimento la formazione per noi. Quindi. Beh, io vorrei invitare tutti a ricordare che ognuno è capace di prevedere i rischi a cui va incontro. Basta osservarli. L'esperienza statica l'abbiamo fin da quando siamo nati, da quando ci siamo messi in piedi. Per cui capire di ancorare, capire dove sono i punti deboli del nostro edificio, del nostro luogo di lavoro, forse con un attimo di attenzione riusciamo a capirlo e quindi progrediamo nella prevenzione. Infatti, nel costruire che cosa? Cosa c'è di nuovo? Allora, innanzitutto aumentare la sensibilità da parte dei privati e cercare di incentivarli. Ha insegnato il bonus fiscale del 50-65% sull'adeguamento energetico. Sono stati fatti importanti interventi, cioè gli ultimi interventi che sono stati fatti sull'edilizia riguardano prevalentemente gli adeguamenti attraverso realizzazione di cappotti, rifacimento di serramenti, per cui se il privato viene sensibilizzato ed incentivato, la macchina si mette in moto. E voi imprese edili siete pronte a questo? Noi imprese edili siamo pronte, sul nuovo si possono fare assolutamente interventi importanti, sicuri, in tempi veloci e con costi sicuramente contenuti, perché c'è la preparazione tecnica, ci sono i mezzi, ci sono gli strumenti per far bene sul nuovo. Quindi con costi anche francamente sul nuovo mi sento assolutamente tranquillo, almeno qui in Italia, perché abbiamo appunto figure tecniche molto preparate e strumenti molto validi, per cui per il nuovo non mi preoccuperei. Centri storici riprendiamo quanto dice il Presidente, sono cosa a parte. Presidente, lei cosa dice come battuta di chiusura? Che la formazione e l'informazione è fondamentale da parte degli amministratori, deve partire dalle scuole, quindi con i bambini che riescono ad apprendere la cultura della prevenzione, perché veramente è un fatto culturale, perché tante volte quando si fanno anche le esercitazioni vedi che le persone magari non sono tanto convinte nel partecipare, invece diventa fondamentale. Quando si viene toccati, allora si ha una sensibilità diversa. Si dovrebbe partire quindi prima di essere toccati da un evento calamitoso. Sì, infatti, come viene in altri paesi che sono proprio formati già dalle scuole. Presidente, lei una battuta?
Mi riallaccio a quanto diceva il Presidente degli Ingegneri, cioè noi professionisti, potrebbe sembrare una cosa che forse non tutti sanno, facciamo tutta un'attività di divulgazione nelle scuole, iniziative che appunto citava anche prima, proprio per questo discorso della formazione. Molte dei nostri problemi derivano proprio dall'assenza di formazione che parte da comportamenti domestici. Il 30% dei morti nelle emergenze è dato da comportamenti sbagliati. A Genova uno magari va a pensare a grandi opere, poi in realtà una cosa che sembra folle, però sì, è realmente ma che poi va avanti fino a no, quello che avete detto è una cosa che veramente l'uovo di Colombo poi in realtà risolve il problema. Posso fare un'aggiunta solo, nel senso che volevo dire, come è stato fatto per le nuove generazioni fin dalla scuola materna per quanto riguarda il riciclaggio, stavo pensando a quello, bravissimo, i rifiuti, la distinzione tra le varie tipologie di rifiuti, analogamente deve essere fatto per queste problematiche qua. Infatti. No, per quanto riguarda la prevenzione, ribadisco che è necessario un cambio di mentalità anche da parte dei cittadini, che devono anche apprezzare questi sforzi che vengono fatti e non devono vedere che diciamo anche tutti questi adempimenti, tutte queste ricerche e analisi che vengono fatte sono solo dei costi aggiuntivi, perché probabilmente sono anche i soldi spesi meglio. E per quanto riguarda la formazione e anche la divulgazione, dopo anche eventi di questo tipo vediamo la risposta delle persone nell'immediato, ma anche noi spingiamo, vedo anche il sindaco Venturini, per quanto riguarda anche diciamo, coinvolgere anche nella protezione civile sotto i gruppi di volontariato, c'è un volontariato qualificato perché c'è veramente grande necessità di persone che generosamente danno una mano anche sotto questo punto di vista. No, sono i soldi meglio spesi, la prevenzione è vero. Luigi Sposato, chiudiamo. Sì, io Elena, questa volta vorrei anziché fare dei ragionamenti su quello che è stato discusso, perché comunque sono composizioni diverse con ruoli importanti come con gli ospiti questa sera rappresentano, non c'è niente da aggiungere. Quello che io, quindi una nota polemica questa sera la mia, è quella che io vorrei evidenziare, che ormai da un po' di tempo non si parla più del Job Act. Cosa c'entra il Job Act rispetto a... Perché abbiamo investito un sacco di quattrini, 18 miliardi per incentivare le assunzioni, sono stati investiti miliardi per quanto riguarda gli 80 euro, i 500 euro ai neo di 18enni. Mia figlia mi ha chiesto l'altro giorno: papà, dove prendi i 500 euro? Cosa ci devi fare? Me li spendi in qualche maniera. No, non è così, perché ci sono modi e modi per spenderli. Allora il ragionamento è: quanta occupazione avremmo potuto creare e quanto nuova occupazione e quanto le imprese avrebbero potuto lavorare se quei soldi li avessimo investiti in queste cose, in prevenzione. Senza grandi opere, non per ricorrere sempre all'emergenza, ma non per la spesa corrente, come gli amministratori conoscono bene nel loro bilancio, ma per spese in conto capitale, significa in investimenti. Ecco, questi soldi non potevano essere investiti in questo. Credo che il Presidente Bassani direbbe sì. Ecco, questo è la mia provocazione è questa sera, no? Il coraggio di spendere i soldi, invece purtroppo abbiamo il discorso del consenso. Comunque, a proposito di... Il Job Act era l'emergenza lavoro. Comunque a proposito di polemiche, lo dicevamo prima fuori onda, ma bene ricordarlo, per le ricostruzioni post-terremoto dati CGA di Mestre, in quasi 50 anni spesi 70 miliardi di euro, ma con le accise sui carburanti lo Stato ne ha incassati più del doppio, 145 miliardi, quindi teoricamente i soldi ci sono, soltanto che come sempre 1000 rivoli e resta ben poco per fare Elena, cose un concrete. pronostico per il Presidente degli Stati Uniti questa sera, stanotte? No, vogliamo sentirlo? Ne tratteremo la prossima settimana del post elezioni. Sentire, visto che siamo la nottata, no? Ma siamo, mettiamoci a fare politica. Abbiamo troppi tecnici. Allora, io vi ringrazio, grazie anche a te Luigi Sposato, grazie ai nostri ospiti, ai nostri esperti, grazie a voi di averci seguito. Vi lascio la pubblicità, restate ancora con noi e andiamo al quinto piano. Grazie ancora, buona serata.